Eder. Mech. Pallister. Graziella ci ha riferito di aver visto una donna somigliante alla Resinovic Liliana in data 22 dicembre 2021, tra le ore 09 e le ore 9:10, nella zona di Piazza dell'Ospitale a Trieste. Il 12 gennaio abbiamo visionato le telecamere installate presso l'ingresso del laboratorio Orafo Boschin, di via Slata per 12 a telecamere poste sull'ingresso dell'esercizio commerciale e che inquadrano tutta l'area che va dall'incrocio della via Slata per con la via Timevis sino alle zone dell'incrocio tra la via Slata per e la Piazza dell'Ospitale e tra la Piazza dell'Ospitale incrocio via Tarabocchia. Le immagini visionate comprendevano la fascia oraria dalle ore 7:59 minuti e 58 secondi alle ore 10:56 minuti e 12 secondi per il giorno 22 dicembre 2021. Dalla visione completa delle immagini non emergeva elemento alcuno di interesse investigativo. L'11 gennaio ci siamo recati in via del Verrocchio 2 all'indirizzo di residenza dei coniugi Visintin, Resinovic, per verificare se le 3 chiavi chiuse tra loro da un cordino annodato e rinvenute all'interno della borsetta che la donna portava a tracolla nel momento del ritrovamento del suo cadavere aprissero la porta della loro abitazione. Alla presenza del signor Sebastiano Visintin, veniva aperto il portone condominiale con una delle 3 chiavi. Subito dopo venivano utilizzate le 2 chiavi rimanenti, rispettivamente una sulla serratura blindata e l'altra sulla serratura a battenti della porta dell'appartamento dei coniugi Visintin, Resinovic, constatando che entrambe corrispondevano alle serrature di casa. Sono Rita di Palermo. L'utenza 4615 è intestata a me ma è sempre stata in uso a mio figlio Giuseppe. La notte tra il 5 e il 6 eravamo tutti a casa nostra, presso il nostro indirizzo di residenza. Ma quel numero lo usa esclusivamente Giuseppe. Vi spiego meglio. La notte stessa della telefonata che mi state dicendo, io avevo visto in televisione un servizio della trasmissione Le Iene, su YouTube. Nella puntata che stavo vedendo si parlava di particolari numeri telefonici cosiddetti top number composti da una serie di numeri, uno dei quali si ripete più volte nella sequenza. Io, incuriosito, ho digitato sul mio cellulare un numero telefonico composto da una ripetizione di una stessa cifra, ricordo con certezza che a ripetersi era il numero 7. Ricordo inoltre che le prime cifre erano 388 e le altre le ho digitate io scegliendo a caso di ripetere il numero 7 della sequenza. Aggiungo che la mia curiosità nasceva dal fatto che la persona intervistata nel programma delle Iene diceva di possedere parecchie numerazioni del genere che oggi sul mercato hanno un grosso valore economico. Per come si diceva nell'intervista ci sono persone disposte a pagare cifre anche alte per acquistare un numero che sia un top number e usarlo come numero cellulare personale. Chi possiede numeri del genere può fare pure grandi guadagni, secondo quello che si diceva nella trasmissione. La mattina stessa verso le ore 09 ho trovato sul mio cellulare un messaggio WhatsApp da un numero sconosciuto, che mi chiedeva per quale motivo la notte precedente avevo chiamato quel numero con la sequenza con il numero 7, rispondevo che avevo fatto quel numero solo per un esperimento. Nel profilo WhatsApp del numero che mi aveva contattato c'era un'immagine di un gatto identificato con il nome Ramona. Quando io ho risposto così, quello stesso numero col profilo del gatto mi diceva di essere un'amica del destinatario della mia telefonata. E mi scriveva con tono di rimprovero che questi esperimenti non si fanno con numeri telefonici che non si conoscono.
Non posso riferirvi esattamente il contenuto dei messaggi perché la chat l'ho cancellata dopo qualche giorno. Anche il numero telefonico da cui ho ricevuto questi messaggi non lo ricordo ed è andato perso dopo aver cancellato la chat. Io non ho parenti o amici a Trieste e neanche i miei figli. Bisognerà capire se lei è morta il 14 oppure il giorno 30, 31, non lo so. Dalle condizioni in cui è stato ritrovato il corpo, il medico legale avrebbe affermato che probabilmente Liliana sarebbe morta intorno al 3 di gennaio del 2022. Io invece più volte avevo affermato di credere al trasporto di Liliana in quella zona intorno al 30-31 dicembre, per svariate ragioni. Ho sempre pensato che trovandosi in una zona periferica all'ex ospedale psichiatrico, il momento ideale per portare lì un corpo sarebbe stato il 31 dicembre di sera. Infatti, con la gente impegnata a trascorrere il Capodanno, pochi sarebbero transitati da quelle parti e quindi pochi, anzi forse nessuno, avrebbero potuto scorgere un qualcuno che si aggirasse con l'auto pronto ad occultare un corpo. Quindi Sebastiano ci dice 30 o 31 e ricordiamoci che Belen, la famosa cagnolina, tirò verso quella zona proprio il 31 dicembre. Quindi Sebastiano sembra confermare improvvisamente tutte queste ipotesi. Se questo non bastasse, invece il 30, altra data citata da Sebastiano, abbiamo il famoso episodio di Sebastiano che chiama l'amico della carne Gabriella perché cerca una corda per partire misteriosamente al soccorso del figlio Pier Giorgio. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.